Regione e Comune di Venezia impugneranno la sentenza del Tribunale di Padova che ha accolto il ricorso di alcune associazioni contro la legge regionale e il bando ERP nell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai residenti in Veneto, in particolare a Venezia, da almeno 5 anni. Correremo perché questa situazione che si è creata rischia di essere iniqua nei confronti dei cittadini veneziani e di ogni comune veneto. Crediamo che un cittadino di un comune che fa domanda per le case del suo comune debba essere in qualche modo aiutato e privilegiato rispetto a un cittadino che fa domanda per quelle case ma che arriva da un'altra parte d'Italia o del mondo. È un ragionamento che mi sembra abbastanza banale e semplice, perché se uno per 20 anni ha fatto domanda per le case in comune e le aspetta, ha pagato le tasse nel territorio comunale e ha contribuito al restauro di quelle case, ha vissuto in questo territorio, è giusto dare prima una risposta a lui e poi si avanza a qualcun altro. Già nell'aprile 2024 la Corte Costituzionale aveva bocciato il requisito della residenza di lunga data per partecipare ai bandi. Ora questa sentenza stabilisce che anche una semplice premialità sarebbe discriminatoria. Se noi prendiamo per buona questa sentenza senza ricorrere, dovremmo dar per scontato che un cittadino di Trieste o di Napoli o del Bangladesh, appena sbarcato in Italia col permesso di soggiorno, fa domanda al bando ERP, al bando per le case popolari del Comune di Venezia, e ha gli stessi diritti e punteggi di un cittadino veneziano che abita qui da 40 anni. E mi sembra abbastanza folle come situazione. Venturini evidenzia anche un altro aspetto. Andremmo a creare una situazione di accentramento nei comuni che hanno più case, di disagio sociale, perché tutti i territori circostanti che hanno meno case manderanno i cittadini a fare domanda nel comune capoluogo, in particolare Venezia, che è il comune che ha più case in assoluto in Veneto, e ovviamente il comune attirerà e attrarrà in città delle situazioni di fragilità che, se sono limitate a quelli della città, riusciamo a farci fronte a fatica in questo momento storico. Se invece iniziano a sommarsi anche situazioni di fragilità, di bisogno dei comuni limitrofi e delle regioni limitrofe, davvero siamo davanti a una situazione problematica. Quindi è davvero preoccupante questa sentenza, è preoccupante anche insomma che da alcune parti politiche venga salutata con favore, perché non si capisce che non si fa un dispetto a me o al governatore Zaia, si fa un dispetto ai cittadini veneziani che davanti a una sentenza del genere rischiano di essere loro discriminati